Sono Valeria della Gubana della Nonna. Ci troviamo ad Azida, una piccola frazione del comune di San Pietro Altisone. Ci troviamo nelle valli della Tisone, una piccola zona al nord-est del Friuli. Noi ci troviamo quasi al confine con la Slovenia e in tante zone ancora si parla il dialetto sloveno. Siamo ricchi di tradizioni culturali, ricchi di storia e abbiamo una tradizione alimentare molto varia. Come tradizione in questa zona noi facevamo la gubana. La gubana è un dolce antichissimo che veniva fatta con i prodotti locali e nel periodo che c'erano le noci si andava a raccoglierle e si mettevano da parte e si preparava il ripieno per la gubana. Il ripieno della gubana dura a lungo e quindi si può fare in diversi periodi dell'anno. Noi in casa, con mia madre, facevamo sempre la gubana, il pane, la focaccia e dolci tipici della zona. E li cucinavamo nel forno di casa. A casa nostra anche venivano tutte le donne del vicinato a cucinare la gubana e i dolci. Nel periodo autunnale noi facevamo anche la gubana con la pasta della zucca o con le castagne. Gli strucchi vengono fatti con il ripieno della gubana e si usava la pasta della gubana una volta. La gubana è nata come dolce per i matrimoni e gli strucchi venivano usati come confetti. E oltre agli strucchi fritti era usanza fare anche gli strucchi lessi, che sono fatti con il latte bollente e il pane vecchio. E viene fatta una pasta tipo la pasta dei gnocchi e poi vengono lavorati e fatti degli strucchi e bolliti e vengono conditi con il burro fuso e lo zucchero e la cannella. Nei vari periodi dell'anno noi produciamo diversi tipi di dolci. Nel periodo autunnale facciamo lo strudel di mele con le mele, facciamo le focacce pasquali nel periodo di Pasqua, gli strucchi lessi li facciamo alla vigilia di Natale o la vigilia di Capodanno, facciamo anche altre cose e anche diversi tipi di biscotti artigianali. La maggior parte cerchiamo di usare prodotti del territorio. La gubana è un dolce tipico che si consuma tutto l'anno. Viene consumata come dolce a fine pasto. Di usanza è di bagnare la fetta con un po' di distillato di prugna. Per esaltare un po' il sapore della gubana basta intipidirla un attimino e versarci sopra un po' di distillato di prugna. Io la gubana la mangio tutto l'anno e mi piace mangiarla a fine pasto. Una volta le gubane venivano fatte raramente e quindi se ne facevano parecchie. La prima che si mangiava era fresca e le altre venivano messe nella maglia e quando venivano riprese era l'usanza di bagnarle con il distillato di prugna per ammorbidirla. La gubana non ha bisogno di conservanti e il conservante naturale è la grappa che si trova nel ripieno. Per questo durante il periodo estivo, al passaggio di diversi migranti, la comprano e la portano a casa per mangiarla durante l'anno. E adesso andiamo a vedere come si fa la gubana. Siamo nel laboratorio della gubana della nonna. Adesso vi facciamo vedere come si prepara una gubana. È composta dalla pasta e il ripieno. La pasta viene fatta la sera prima e la mattina viene lavorata. La pasta è una pasta lievitata con le uova, il burro, lo zucchero, il latte. È una pasta morbida. La gubana è una forma a chiocciola. Viene tirata su come un rotolo e poi viene arrotolata. La pasta della gubana viene preparata, noi la prepariamo la sera, in modo che la mattina quando arriviamo è già pronta per lavorarla. Il ripieno è composto dall'uvetta bagnata nella grappa, dalle noci, da un po' di amaretti, dai pinoli rosolati nel burro e dallo zucchero. Viene preparato qualche giorno prima perché bisogna mettere a bagno l'uvetta nella grappa e lasciarla riposare fino a che si ammolli un pochettino. Adesso noi abbiamo steso la pasta e mettiamo il ripieno.
mettiamo il ripieno. Una volta la gubana veniva fatta in tutte le case, nel periodo invernale, oppure veniva fatta per i matrimoni, e gli strucchi venivano usati come confetti. Bisogna mettere abbastanza ripieno e coprire tutta la pasta. Sbriciolarla. La gubana delle ricerche è nata intorno al 1400. Ci sono degli scritti in cui si presentava la gubana come dolce. Quasi tutti gli ingredienti della zona. Una volta si trovava anche l'uvetta, senza i semini, perché bisogna mettere a bagno l'uvetta della grappa. La grappa in questa zona si trovava. Una volta la facevano, invece che noi mettiamo gli amaretti, la facevano con il pane vecchio rosolato nel burro, oppure con i biscotti secchi. Bisogna schiacciare un attimino e incominciare a tirarla su. Fare abbastanza velocemente in modo che la pasta non torni indietro. Si arrotola. Si cerca di raccogliere le briciole, si fa uscire un po' l'aria, si arrotola a forma di chiocciola, poi si prende la coda e la si mette sotto. E questa è la gubana che deve ancora lievitare. Una volta lievitata viene messa in forno. La mettiamo nel suo stampo e adesso la mettiamo a lievitare in forno, spento con la luce accesa, in modo che raddoppi di volume. Una volta raddoppiato di volume, la cuciniamo sempre nel forno a 150 gradi per un'oretta circa. Prima di metterla nel forno, la gubana viene messo sopra un po' di zucchero semolato con il bianco dell'uovo. La ricetta della gubana cambia di casa in casa. Io, girando per le valli, ho trovato diverse ricette. In tanti posti dove non avevano le noci mettevano le nocciole, dove non avevano i biscotti o gli amaretti mettevano il pane vecchio grattugiato rosolato nel burro, e non avendo la grappa mettevano magari il rum o il vino bianco. Tante piccole differenze che distinguevano un pochettino da dove venivano prodotte. E qualche ricetta la potete trovare anche in questo libro che abbiamo appena presentato, Dolce la mia valle. Il libro ha tantissime ricette, oltre alle gubane, anche di torte con la frutta e anche di pane.
Sono Elisa e dal 2013 collaboro con mia mamma nell'azienda di famiglia, sono la seconda generazione, produco insieme a lei le gubane e i dolci della tradizione delle Valli del Natisone. E da quando sono entrata nell'azienda abbiamo rifatto un sito internet dove c'è anche una parte dedicata all'e-commerce, dove si possono tranquillamente acquistare tutti i nostri prodotti, dalle gubane agli strucchi ai biscotti, e possiamo spedirli in Europa e anche in tutto il resto del mondo. Nel 2020 abbiamo deciso di aprire il negozio nuovo con una piccola caffetteria dove si può degustare la gubana e gli strucchi e bersi anche un caffè. Durante tutto l'anno organizziamo dei corsi di dolci dove insegniamo a fare appunto la gubana e gli strucchi, insegniamo a fare la focaccia o i dolci pasquali. Inoltre effettuiamo delle visite con degustazione all'interno della nostra azienda. Negli ultimi anni abbiamo partecipato anche a varie fiere del settore alimentare, come il Taste di Firenze piuttosto che lo Slow Food a Torino, e abbiamo aumentato la nostra rete di vendita anche nel resto d'Italia e non solo in Friuli. La Gubana della Nonna fa parte di un'associazione che si chiama Etica del Gusto, in cui partecipano principalmente pasticceri che credono nel loro prodotto e nella materia prima degli ingredienti. E con loro facciamo molte manifestazioni e facciamo molti corsi anche di aggiornamento, e quindi tutti i soci che fanno parte di questa associazione vengono formati costantemente, e in questo modo restiamo tutti sempre aggiornati e riusciamo a mantenere i nostri prodotti a un livello di eccellenza. Questa è la nostra attività e vi invitiamo a venirci a trovare qui ad Azida, nel cuore delle Valli del Natisone, e potete venire a degustare la gubana nel nostro piccolo punto vendita. Altrimenti, se non avete occasione di passare, sapete che potete andare su internet, digitare www.gubanadellanonna.com e acquistare i nostri prodotti online.